Salve e ben ritornati in questo nuovo video. Oggi sono con la mia famiglia, qui dietro, ma c'è anche Daniela. Siamo in visita dove, Daniela? In Caglieron. Alle grotte del Caglieron, in provincia di Treviso, in località di Fregona. E sono grotte naturali che si trovano vicino, vicino al torrente Caglieron, naturali ma anche artificiali, scavate dall'uomo, ma c'è ancora qualcos'altro anche da vedere, quindi seguiteci perché è un posto spettacolare, vero? Sì! Eccoci arrivati alla prima cavità artificiale, Grotta di Breda si chiama. Praticamente queste erano delle miniere, o anche si può chiamare cave, estrazione che è iniziata fin dagli anni del 1500, che estraevano praticamente questa pietra che veniva utilizzata per le costruzioni di grossi edifici e palazzi qui a Vittorio Veneto. Vediamo già delle possenti colonne inclinate, vero? Adesso voglio fare la foto. Sì. Qui si vede perfettamente l'arenaria, questa pietra dolce in queste zone. Possiamo vedere queste colonne inclinate perché i minatori inseguivano la vena che era inclinata di 45 gradi e hanno lasciato tutte queste colonne che erano di materiale buono per sostenere sempre la volta, che veniva chiamata la pietra dolce. La pietra dolce. Si sono creati questi ambienti dietro alle mie spalle si nota una data 1921. Siamo all'interno di questa gola, questo canyon scavato sia dall'acqua che dall'uomo, che è davvero spettacolare. È difficile da descrivere da quanto bello che è. questi ambienti peculiari, molto suggestivi.
Vedete, queste camere erano le camere di coltivazione dove i cavatori, scappellini o minatori, come volete chiamarli, venivano qui e estraevano in blocco. Hello, vieni Daniela. Ecco Daniela, ti piace? Sì! Piano, vieniti. Vai. Sentali a testa. È davvero un luogo che continua a regalare emozioni, cioè vi dico venite a visitarlo perché merita. Ora sopra delle cascate con dei laghetti che vengono chiamate marmite devozione. Non è nient'altro che la forza dell'acqua che quando scende vertiginosamente scavando la roccia ha creato queste marmite, insomma. L'acqua, dove c'è tutta questa acqua che arrivi qua. Un vecchio carrello da miniera che è stato utilizzato fin negli anni del dopoguerra, utilizzato su rotaia per portare fuori il materiale estratto. Prima ancora venivano utilizzati i carri trainati dai buoi dove caricavano i grossi blocchi macigni di questa pietra. Un piccolo borgo di case dove vivevano gli antichi minatori scappellini che hanno estratto dal XV secolo fino al 1950. Usavano pochi attrezzi come maglio, mazza, punte e cugni. Con la sabbia rimasta dalle lavorazioni dell'arenaria veniva venduta per lucidare rame come le posate, utensili da cucina, perché a quel tempo non esistevano sapone o detersivi. E da bancate compatte ricavavano anche pietre da mola per la macinatura del grano. Ecco un'altra grotta. Possono vedere colpi di piccone, scoppellini dove venivano estratte, hanno lasciato questa colonia inclinata per sostenere sempre la volta. Ultima grotta da vedere, Grotta Fai si chiama. Si sale un po' il sentiero sul bosco, ma ci arriviamo, anche se inizia a far caldo, ci sta meglio dentro. Eccone qua un'altra grotta del Canton questa.
In tutta questa area ci sono una cinquantina di miniere, quindi era proprio una zona dove si estraeva parecchio. Sarebbe interessante andare alla ricerca di quelle proprio abbandonate, come diciamo noi. Grotta Fai, andiamo dentro a vedere. La grotta si spinge parecchio all'interno della montagna e come sempre si vedono le colonne inclinate di 45 gradi. Un'altra data molto importante, 1880, scolpita sicuramente dai cavatori. Anche qui altre scritte. Praticamente è come essere dentro una grande cattedrale con immense colonne che reggono queste grandi sale di coltivazione. Questa avventura è terminata, è stato bello, Daniela? Sì! E noi ci vediamo alla prossima esplorazione, ciao! Ciao! Oh.